Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Traffico ferroviario sospeso dalle 6:30 alle 9:18 fra Locri e Siderno nel Reggino sulla linea ionica a causa del rinvenimento di un cadavere sulla massicciata adiacente alla sede ferroviaria. Per garantire la mobilità dei viaggiatori in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria, Trenitalia, gruppo Ferrovie dello Stato, ha istituito un servizio sostitutivo di autobus tra le due località. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria, si pensa che si tratti di suicidio. In Calabria ci sono state 550 frane negli ultimi 2 inverni, di cui 300 nel 2009-2010 e 250 nell'inverno precedente. Ad affermarlo il presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria, Arcangelo Francesco Violo, in vista del Forum Nazionale sul dissesto idrogeologico Le frane in casa, in programma il 16 giugno a Roma. Inoltre è stato evidenziato con uno studio realizzato nel 2008 che ha interessato solo il 50% del territorio calabrese che sono state censite ben 10.000 frane. Per i geologi in Calabria c'è un territorio fragile e molto predisposto al dissesto idrogeologico. Dalle 21 di oggi alle 5, nello stesso orario di domani e di mercoledì 26 maggio, sarà chiuso al traffico il tratto dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria tra Altili e Falerna, a causa del completamento dei lavori di ripristino del piano viabile all'interno del macrolotto 4B. A comunicarlo l'ANAS, il traffico sarà deviato con uscita dall'autostrada allo svincolo di Cosenza Nord Rende, proseguirà sulla strada statale 107 e successivamente sulla strada statale 18, per rientrare in autostrada allo svincolo di Falerna e viceversa. C'è stata anche un po' di Calabria al Festival del Cinema di Cannes, merito del regista Michelangelo Frammartino, la cui pellicola Le Quattro Volte è stata molto apprezzata dopo la sua selezione tra i film italiani in concorso. Frammartino è nato a Milano, 42 anni, i suoi genitori però sono emigrati nella città lombarda dal natio paese di Caolonia. Ed il regista non ha dimenticato le sue radici, visto che, così come è avvenuto con la sua prima opera, Il Dono, anche il suo ultimo film è ambientato in Calabria. La fortuna ha baciato con il 10 e l'8 alla Mezzia Terme in provincia di Catanzaro un giocatore che ha vinto più di 60.000 euro con una giocata di 2 euro nella ricevitoria di Giovanni Lazzarotti alla stazione ferroviaria di Nicastro. Il vincitore, spiega una nota, ha scelto di tentare la fortuna con l'estrazione del gioco del lotto di sabato 22 maggio, confrontando i 10 numeri giocati con i 20 presenti sulle prime 2 colonne del notiziario delle estrazioni. Ruota nazionale sempre esclusa, indovinandone 9 su 10. Si è conclusa ieri la 25esima edizione del Premio Pandosia, concorso nazionale di pittura e scultura che si svolge a Marano Principato, nel Cosentino. Tema del concorso: le tradizioni, memorie del futuro, e per la categoria giovani artisti la giuria ha assegnato il premio ex aequo a Sara Ciuffetta e Giuseppe Mascaro perché hanno saputo esprimere con creatività ed originalità la propria poetica. Questa è la motivazione della commissione. Per la categoria artista affermato è stato premiato Alfredo Maiorino. È stato affidato al flauto incantato di Maxime Larieux la chiusura di quest'anno del Festival dell'Aurora a Crotone. Ad accompagnare quello che è considerato uno dei più grandi flautisti del mondo, un duo d'eccezione, Amedeo Salvato e Salvatore Lombardo. Il concerto, iniziato poco dopo le 4:30 di domenica, è andato avanti per poco più di un'ora ed è terminato con una standing ovation del pubblico proprio mentre sullo sfondo del Mar Ionio, sul promontorio di capocolonna, sorgeva l'Aurora. Grande festa nella casa dei nonni di Milito a Terranova da Sibari, nel Cosentino, per la vittoria dell'Inter in Champions League dopo 45 anni di attesa. Gli abitanti del piccolo paese, capitanati dal sindaco Eugenio Veltri, sono scesi in piazza a festeggiare il successo ricordando le origini calabresi del protagonista assoluto della serata, Diego Milito, autore della doppietta inflitta al Bayern. Il primo cittadino ha dichiarato che un pezzo di Calabria ha vinto la Coppa dalle grandi orecchie grazie a Milito. Finisce a Cittadella il sogno Serie A per il Crotone. I rossoblù escono battuti dal tombolato per 3-0, giocando gran parte della gara in 10 uomini per l'espulsione di Galeoto. Pareggio con beffa invece per la Regina, che avanti di 2 reti, Viola e Vigiani, si è fatta rimontare subendo il pari nei minuti di recupero ed ora servono 3 punti nell'ultima gara per scongiurare i play-out. In seconda divisione, nell'andata play-off, il Catanzaro espugna il campo del Barletta grazie al centro di Mosciaro ed ora basta un pari nel ritorno per accedere alla finale. Stesso discorso per la Vibonese, che nella sfida play-out si impone 3-0 sul Noicattaro, a segno Riccobono, Iche e Di Mauro.